Volta da Alessandro Bonfanti per quanto riguarda la nostra lettura dei titoli dei principali quotidiani del Friuli Venezia Giulia, Il Piccolo e Il Messaggero Veneto, declinati in tutte le loro edizioni. Per quanto riguarda i titoli ve li diamo noi, i giornali poi magari se potete uscire comprateli voi, noi magari teniamo compagnia alle persone che non possono uscire, quindi per noi questa è già una gran gratitudine in questo caso se ci seguite. Tutto adesso dopo la linea alla regia per la sigla e poi partiamo. Eccoci qua, oggi abbiamo un po' di titoli diversi a dir la verità, qualcuno più incentrato sull'economia, qualcun altro più incentrato sul morbo, sul virus, vediamo. Allora oggi partiamo con Il Piccolo, l'edizione di Trieste. Sapete che noi facciamo ad alternanza, prima Pordenone, poi Udine, poi Trieste, poi Gorizia e si ricomincia. Oggi tocca all'apertura al Piccolo di Trieste ancora maglia nera, litis, i contagi sono inevitabili. Il capoluogo resta l'area più colpita a livello regionale con 1108 positivi e 112 morti, quasi il doppio rispetto a Udine. Il direttore della casa di riposo spiega i problemi nella gestione degli anziani, guarita 84enne ospite alla Stella Alpina. La fotonotizia dedicata alla gente che è sulle rive. Per il prefetto ancora fase ancora critica, troppi in giro. Di spalla, virus a Trieste, oggi apre la sede Fincantieri, i sindacati sono spaccati e su Fincantieri anche nelle altre edizioni vi mostreremo. Abbiamo cambiato un po' anche l'impaginazione, ma vedremo. Libera circolazione in tutta l'Istria, il Quarnero è più cauto invece, poi Ciac non si gira, bloccati ancora i set in Friuli Venezia Giulia e sempre di spalla, spedizionieri alle prese con l'onda lunga della frenata economica. Ancora per altri titoli in Trieste, ma comunque sono regionali, negozi, ristoranti e bar chiusi fino al 25 di maggio. E in basso della prima pagina la consegna a luglio, centro congressi in Porto Vecchio, riparte il cantiere con infissi e colori. Questo è Il Piccolo edizione di Trieste, edizione di Gorizia e Monfalcone, titolo completamente diverso, Fincantieri e il rebus riapertura, frate morto, fedeli sotto shock. Stiamo parlando di Gorizia in questo caso. I primi 700 lavoratori del cantiere divisi su 2 turni, un'ordinanza del sindaco Cisin per mettere al bando le tute blu. Cappuccini in lutto a Gorizia per la morte l'altro giorno di padre Aurelio Blasotti, costretti a blindare la mensa dei poveri. E di spalla, Gorizia, il presidente delle Penne Nere sconfigge la malattia, e poi si parla sempre della libera circolazione, dei ciak e degli spedizionieri. In basso a sinistra il busto di Coronini, prigioniero a Milano dopo una mostra. Sono gli effetti collaterali del coronavirus. Ed è un busto di Bertel Tordelvalsen, che è di Gorizia, però è rimasto chiuso a Milano. Andiamo al Messaggero Veneto di Udine, in questo caso il ritorno in fabbrica. Come vedete i titoli sono completamente diversi. Settimana decisiva per l'industria, da Fincantieri a Electrolux, ecco chi riparte. La fotonotizia è dedicata alle lacrime di Scuffet, il portiere dell'Udinese, per il nonno portato via dal virus. E poi di spalla un decesso a Cividale, salito a 19 il numero delle vittime a Mortegliano, la Tisana, la scomparsa di Gabriella, una colonna del sindacato, e San Daniele, pellegrinaggio a distanza dall'Ancona della peste. Vi segnalo sopra il titolo principale: riaprire al più presto i cantieri, priorità a Mercato Vecchio. E poi la scuola friulana cerca migliaia
di supplenti. E andiamo a vedere l'ultima prima pagina di oggi, è quella del Messaggero di Pordenone, titoli quasi tutti uguali tranne sopra il titolo principale: Pordenone a un anno dal voto, Salvador apre, dialoghiamo, e poi polemica sul liceo Grigoletti sul progetto Nuova Scuola. Invece di Spalla, appello del vescovo Pellegrini: restituiteci la possibilità di pregare nelle chiese. E poi anziani, casa di riposo di Castions, varate nuove contromisure. Stiamo parlando della casa di riposo di Castions di Zoppola. Alla fine della prima tornata di notizie, di solito noi abbiamo delle nostre diciamo delle cose molto carine. Questo è un video. Questo era il video di Veronica Gerussi, ambassador FVG, per quanto riguarda i Lemuri, l'incontro con i Lemuri ad Anelli, ed è uno dei filmati che si possono trovare, che noi mettiamo in onda dalla pagina, si possono vedere sulla pagina di YouTube di Promoturismo FVG, FVG Live, per quanto riguarda le bellezze del Friuli Venezia Giulia. Queste sono alcune delle bellezze, delle belle cose che si possono fare con tutta la famiglia. Andiamo avanti, parliamo con la situazione del coronavirus dal Messaggero Veneto. Federica non cambia idea sul riaprire in anticipo, non si muoia di fame, il presidente insiste almeno su moda, mobile e cantieri, ma decide il governo. Chiesti suggerimenti a categorie e sindacati per la ripartenza delle produzioni. Con Fapi e FVG l'obiettivo di Panizza è l'ok a manifatturiero, costruzioni e servizi. Andiamo a vedere altri titoli. Manifattura attiva al 60%, commercio, turismo, edilizia e arredo al palo. Invece in Friuli Venezia Giulia operano 83.000 aziende per oltre 360.000 addetti. Pezzetta della CGIL: per mesi l'organizzazione del lavoro sarà diversa dal passato. E poi ancora, per quanto riguarda l'emergenza in Friuli Venezia Giulia, andiamo a vedere a Pordenone. Ok, gli accordi sindacali, stamattina parte la SIAP, mercoledì l'Electrolux, mentre a Udine Fincantieri riapre oggi con il 10% degli addetti, ABS e Fantoni all'opera. Ancora per quanto riguarda questo annuncio, appello del governo, lo trovate sia sul Messaggero che sia di Udine che di Pordenone. Appello al governo: in sicurezza, ma dobbiamo ripartire per il futuro dei nostri collaboratori e delle nostre imprese. Come vedete ci sono le principali sigle delle categorie datoriali: Confcommercio, API, CNA, Confartigianato, Confindustria. Quindi un appello per ripartire. Una cosa interessante, varrebbe comprare il giornale solo per questa cosa qua, anche per altre cose ovviamente. Ecco la mappa del contagio: il virus è sparito da diversi paesi. In alcune realtà i positivi sono guariti, in altri sono in quarantena, in montagna l'infezione si allarga pur restando sotto controllo. E ci sono tutti i paesi del Friuli Venezia Giulia con tutti i numeri. Poi ancora andiamo ai numeri del professore Della Mea: 1 su 1000 positivo, e la pagina dopo è dopo 8 settimane.
Questi sono i dati che trovate sul Messaggero Veneto, sia di Pordenone che di Udine, perché sono molto molto interessanti. Ancora i contagi in regione, andiamo al virus vero e proprio, malati cronici a rischio con l'ospedale svuotato. E sopra ci sono i contagi in regione, totali, ricoverati, guariti, decessi e ripartiti anche per provincia. Malati cronici a rischio con l'ospedale svuotato, hanno il fatto del cibo, ambulatori quasi fermi, ma le patologie non aspettano. E di spalla a Trieste, guarita a 84 anni, era positiva da marzo. E poi l'associazione dei diabetici lancia le dirette Facebook tra paziente ogni martedì e venerdì. Poi ancora più colpiti i cinquantenni su decessi e contagi, il Friuli Venezia Giulia è la migliore regione del nord. Non so cosa significhi migliore, comunque. I dati del 16 aprile confermano la tenuta del trend positivo, l'età media delle vittime 84 anni contro i 79 del paese. Ci sono le cifre, poi c'è l'incidenza cumulativa dei casi ogni 100.000 abitanti al 16 di aprile. E poi ancora nell'era Covid, l'abbiamo letto dalla prima pagina, la scuola cerca migliaia di supplenti, la direttrice Beltrame, mancano gli abilitati iscritti in calo negli asili e nelle elementari. E poi invece per i presidi, doppi turni improponibili in molte sedi, pochi bidelli, difficile fare le sanificazioni, i dirigenti preferiscono le lezioni online. Ancora, e da Pordenone, da oltre 50 giorni facciamo didattica no stop ai liceali, quindi ci sono parecchie cose da affrontare. Queste sono delle pagine interessanti. I rimborsi, ecco come ottenerli per i corsi sospesi, per il teatro sospeso, per i matrimoni posticipati, c'è gente che aveva già anche pagato, voucher per gli hotel, sconti delle pay tv, insomma tante cose da osservare. Questa è una notizia, l'abbiamo presa perché l'abbiamo vista nazionale. Negozi, bar e ristoranti chiusi fino al 25 di maggio, prima si testano le fabbriche, il Premier non anticipa la riapertura fissata per il 4. C'è la bozza del piano Colau per riaprire, i contagi sono stabili, i decessi in calo. Quello che io mi domando di questa task force, mi dovete scusare, però forse io io probabilmente non ci arrivo, ma cosa ci stanno a fare allora il premier, i ministri vari, se delegano tutto a questa cosa qua? Sarebbe meglio che non ci fosse questa task force e decidessero, ma forse perché questa idea di questa task force che io francamente non capisco? Se ho un governo, vorrei che il governo decidesse, anzi lavorasse, ma lavorasse bene, questo è poco ma sicuro, dare ad altri che sono sotto gli ordini, come ha precisato più volte il Premier, che Colau non è il capo ma è uno che risponde a noi. Allora dovete spiegarmi che senso ci sono ai vari ministri. Se il ministro dice una cosa, poi magari quello di questa task force che si occupa, che so, dell'industria, dice altre cose. Non lo so, io la vedo un po' complicata, ma vediamo. Chi vivrà vedrà in questo caso. Andiamo a vedere le pagine di Pordenone Cronaca. Abbiamo fatto un'impaginazione leggermente diversa, vediamo se funziona o meno. Casa di riposo, stretta di sicurezza, più infermieri e tamponi contro il virus. E poi ancora abbiamo sotto multe a 38 pordenonesi, controlli in 250 attività. Poi il vescovo, ora restituite ai cristiani la possibilità di radunarsi nelle chiese. Andiamo a vedere altri in fondo alla pagina, forse non riusciamo a leggerla bene. Diana, panettiera influencer che promuove i sentimenti su Instagram, la seguono in più di 60.000. Ancora per quanto riguarda questa pagina è interessante, la trovate su tutte le edizioni del Messaggero, ma anche sul Piccolo, se non ricordo male. La procedura, così si mette in moto la macchina prestiti, ma la corsia è veloce solo per i più piccoli e ci sono tante voci da sottolineare e da vedere. È interessante. Ancora per quanto riguarda altre soluzioni nella fase di crisi, come usare il credito fiscale per i negozi, ecco i margini per rinegoziare il contratto, parliamo degli
affitti. E qua c'è la pagina di Confartigianato a sinistra, come vedete uno staff di consulenti ed esperti ti affianca anche in questo momento. E poi a un anno dal voto Marco Salvador rompe gli indugi. Dialoghiamo, una ricetta in 7 punti per confrontarsi con la maggioranza. Ecco come la città può riorganizzarsi al tempo del virus. Andiamo sempre su Pordenone. Grigoletti, veterani contro la nuova scuola, il progetto non va, contrari gli ex studenti che nel 1969 occuparono il Mattiussi, il figlio di Gresleri, perplesso, FIC e CGL chiede spazi flessibili. Addio alla maestra Emilia, in alto a destra insegnante di religione e di catechismo alle allieve Gabelli. E poi sotto in basso, grazie alle tante donazioni, Agmen aiuta i bimbi malati. Andiamo a vedere altre cose su Pordenone, anzi usciamo da Pordenone, andiamo nella pagina di Porcia, Pordenone e Sacile Aviano. I commercianti vogliono aprire, siamo disposti a incontrarli. Andiamo a Porcia, l'assessore Riccardo Turchet fa il punto, non possiamo concedere deroghe, ma stiamo studiando come far partire la fase 2 nel rispetto delle regole. E poi missione compiuta, in questo caso il comune ha distribuito 16.000 mascherine. Il bilancio del sindaco Spagnol è un grazie a chi ha lavorato. Telefonate in municipio, posso andare a trovare l'amorosa? E questo è... Succede, ma questo è stato come possiamo dire, un'esigenza di tanti e di tante. Via Mazzini, andiamo a Spilimbergo. Via Mazzini, i paletti dividono la politica, scontro sindaco PD. E poi invece Valvasone Arza, nella famiglia di Isabel, per lei una donazione al Burlo Garofalo, la bambina morta ieri, se non vado errato. Andiamo in Udine cronaca, perso troppo tempo, il paginone è per la foto, è la foto grande di via Mercato Vecchio. Va riaperto il cantiere in via Mercato Vecchio. Il comune chiama le imprese, stiamo mettendo a punto i piani di sicurezza. Michelini, speriamo che dal ministero arrivino informazioni precise. E poi in Castello, ma non solo, giusto ripensare gli spazi verdi. Siamo sempre con il caso del taglio degli alberi. Sempre per quanto riguarda Udine, abbiamo fatto bene a non ascoltare il PD, sono stati consegnati più buone spese. Ieri c'era il titolo che il PD era contento perché finalmente ci hanno ascoltato e sono stati distribuiti tanti buoni spesa. Oggi c'è la risposta dell'assessore del comune di Udine: abbiamo fatto bene a non ascoltare il PD. E c'è una richiesta, un fondo per bar, ristoranti e negozi, sospensione e slittamento delle tasse. Questa non penso che sia malvagia, anzi. E anche qua ci sono gli aiuti per capire come lavorare, come sapere la questione degli affitti. Andiamo alle lezioni online, un'occasione per aprire a scrittori e studiosi, insegnanti divisi fra il rischio cyberbullismo e scherzi e opportunità diverse di studio. Questo va a fare la spesa vestito da T-Rex, un modo per regalare sorrisi. La storia era successo che a Modena qualcuno era andato da dinosauro normale, mi pare. Andiamo a Tolmezzo, anziano contagiato nella casa di riposo. Poi non la vedono da giorni, 71enne trovata morta, in questo caso siamo a Pontebba, nella propria camera. E poi Paluzza, alla Brunetti si spostano gli ospiti che sono guariti, parte l'attività di bonifica. E per il Tolmezzo nessun nuovo malato tra il personale al lavoro nel maxi carcere. Andiamo nell'altra parte della provincia, andiamo a Fagagna, Martignacco, San Daniele. In questo caso andiamo a vedere il pellegrinaggio all'Ancona della Peste per rinnovare il voto con i disegni dei bimbi. L'iniziativa di alcuni fedeli a San Daniele con Monsignor De Cecco hanno pregato per la fine dell'epidemia online. E poi ancora, muore a 84 anni di coronavirus a Cividale. Giuseppe Bergamasco era ricoverato a Udine, lascia moglie e figli, amava la musica, fondò la banda e suonò in chiesa. E poi invece da Vagnacco i dispositivi di protezione saranno disponibili per tutti. Ancora per quanto riguarda
altri titoli. Questo: liberati gli animali feriti all'oasi, i mancati incassi pesano sui volontari. Ancora per Udine provincia, andiamo al morbo, si porta via anche nonna Irene, aveva 78 anni ed era di Chiesiellis. I morti legati al contagio da coronavirus alla casa di riposo di Mortegliano salgono a 18. Poi addio alla colonna dei pensionati, andiamo alla Tisana, per quanto riguarda addio alla colonna dei pensionati CGL. Gabriella Brugnolo, 64 anni, era l'anima della segreteria provinciale, contribuì a far nascere l'area emergenza dell'ospedale. E poi Palmanova, pulisce la tenda e cade da 10 metri un anziano in gravi condizioni. Abbiamo ancora un titolo andiamo a vedere Trieste, ma prima di Trieste andiamo a vedere un altro filmato molto interessante per quanto riguarda la nostra regione, una specie di outdoor molto bello. Ed eccoci qua, tornati con l'outdoor del Friuli Venezia Giulia, una delle trovate turistiche che sicuramente ricominceranno prima di altre, perché il viaggio lento in giro a vedere com'è la regione, e in questa regione ne vale la pena, potrebbe essere una delle chiavi vincenti per ricominciare. Andiamo avanti, andiamo a vedere altri titoli. Dicevamo che avevamo il piccolo per quanto riguarda la situazione coronavirus, il piccolo, nuovi segnali positivi da più su da settimane, i numeri di Trieste a livelli di Piemonte, stiamo parlando dei positivi, naturalmente dei contagi, dati in controtendenza rispetto al resto della regione, dove si assiste a una frenata. A nord-est peggio solo Trento e Bolzano. E poi per quanto riguarda i evitabili contagi dentro l'ITIS, impossibile isolare tutti quanti. Il presidente dell'istituto Pachor ammette le criticità emerse nel reparto. Stella Alpina, sanificazione non praticabile, guarita intanto una 84enne, come abbiamo visto dal Messaggero, ma c'è un nuovo decesso. Ci sono i numeri per quanto riguarda il coronavirus. Abbiamo sottolineato attualmente ammalati in 136 su 2.745 casi da inizio epidemia. Andiamo a vedere situazione coronavirus anche per il lavoro. Monfalcone, Fincantieri a Monfalcone, riapertura blindata con percorsi obbligati. Oggi i primi 700 lavoratori su 2 turni dalle 6 alle 13.30 e l'altro fino alle 21. Test sulla macchina organizzativa la prossima settimana, 8 orari di entrata. E poi invece c'è il sindaco Cisint che è contro questa cosa. Non ci sono le condizioni. Ordinanza bis anti tutte blu. Come in passato, il primo cittadino mette al bando chi va in città, nei negozi e negli uffici con i vestiti da lavoro. Colpito il cantiere, esclusi la nettezza urbana e chi fa manutenzioni. Praticamente non bisogna andare in giro con la tuta del lavoro, ma non per bellezza, perché probabilmente per contagi. Segnaliamo Penna Nera esce dal tunnel Madon aiutato dagli alpini, arriva il responso per il presidente Goriziano dell'ANA, doppio tampone negativo anche per la moglie e i 2 figli, esperienza dura, un grazie a tutti gli amici.
E poi mensa dei Cappuccini blindata a Gorizia, Blasotti era il frate della porta accanto, servizio a una ditta esterna e convento sotto shock per la morte del religioso Don Qualizza, un uomo di grande fede, segnaliamo sotto in fondo, bonus spesa per 1 su 100 a Gradisca e tranche di mascherine fino ai 59 anni. Ancora per quanto riguarda il coronavirus sul piccolo, arriva positivo al pronto soccorso, evitato il contagio dell'ospedale Monfalcone anziano gradese, accolto nel container allestito per i casi sospetti e ricoverato poi a Trieste. Andiamo a vedere altri titoli, andiamo all'estero, in questo caso nella pagina del piccolo di Istra, Quarnero e Dalmazia, la penisola respira, si torna a circolare in tutta la regione, lascia passare ancora necessari, nel Quarnero restano i divieti tra Conte e il ministro, monitoriamo la situazione. Ancora per quanto riguarda la pagina dell'economia, in questo caso spedizionieri, il settore alle prese con l'onda lunga del lockdown, Visintin problemi ma finora porto ok, Parisi volumi in calo, da fine marzo Interporto persi 1000 camion nel terrestre. Stiamo parlando di Fernetti. Andiamo a Gorizia città, manovra salva imprese, la TOSAP sarà eliminata, prevista a giugno anche una forte riduzione della Tare utilizzando l'avanzo. Il sindaco Ziberna, pacchetto di aiuti milionario vista la crisi economica, e per la situazione capitale europea della cultura il comparto è ridotto a pezzi. L'appello al governo affinché sia dichiarato lo stato di crisi per l'intero settore, l'assessore Oreti, bisogna estendere il beneficio del reddito di cittadinanza. Ancora dal piccolo per quanto riguarda Gorizia e Monfalcone, da una parte la seconda pagina di Gorizia, il busto in marmo di Coronini resta prigioniero a Milano, l'opera prestata dalla Fondazione per la prestigiosa mostra Canova Thorvaldsen non può rientrare causa l'emergenza sanitaria, è assicurata per 100.000 euro. E poi andiamo a Monfalcone, anche qua sul livello politico ci sono degli scontri interni, Cesinta avverte Nicoli sulla manovra, chi non la vota tradisce gli elettori, il pacchetto salva artigiani non piace all'opposizione ma il sindaco replica, noi pensiamo ai cittadini. Ancora per quanto riguarda altre storie, andiamo a Ronchi dei Legionari, Sinistra Isonzo, l'emergenza Covid-19 gestita dal centro operativo comunale, e invece abbiamo segnato dall'altra parte stabilimenti aperti, stiamo parlando di Grado, ora c'è l'incognita su spiagge libere, diga Scogliera e la laguna. Si pone il problema sulla gestione estiva di queste aree rispetto alla fruizione dei bagnati e dei diportisti. Per quanto riguarda l'Isontino non abbiamo altro, fra un po' andiamo a Trieste, allora c'è ancora una fase, un bel video, in questo caso che noi abbiamo messo la prima parte di fare un giro sulla ciclovia Alpe Adria, eravamo a Grado, adesso abbiamo invece un'altra bella situazione della Carnia, perché vogliamo dimostrare quanto sia bella la nostra regione.
Eccoci qua di nuovo in diretta per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, il telegiornale dei giornali del Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere altre notizie, terminiamo con Trieste per quanto riguarda questa carrellata dei quotidiani Il Piccolo e Il Messaggero Veneto. Vediamo cosa si dice in quel di Trieste per quanto riguarda la nostra lettura. Ci sono anche altri titoli, questa è la prima pagina, l'abbiamo vista prima. Trieste cronaca, Trieste città, il futuro del centro congressi in Porto Vecchio riparte dal cappotto esterno a 3 colori, scelti 2 grigi e un giallo oro, cantiere riaperto da CMR e Metecno per il rivestimento urgente dei magazzini 27, 28 e 28 bis. Poi sotto il ponte tra gli hangar sarà rifatto in vetro avanti con bar e cucina. Sotto, anzi no, leggiamo sopra, azzerato il fondo per gli ex soci e del Coop, ma la regione assicura ripristino a luglio. L'assessore Zilli: i soldi utilizzati ora per l'emergenza sanitaria saranno messi al loro posto con l'avanzo di bilancio. E sotto il turismo, meglio puntare sui vantaggi del Porto Franco, la proposta che è del movimento Podemo. Andiamo avanti con Trieste. Trieste finisce qua con il fuori Trieste e abbiamo ancora Trieste città, studio e a distanza e Formula Rebus, la corsa a ostacoli verso la maturità, mentre dall'altra parte abbiamo scuola Dante Jurcic. In questo caso a Duino parte l'esame, fase di verifica preliminare sull'edificio sede dell'elementare. L'assessore Pipan, capiremo se servono degli interventi. E poi ecco Muggia solidale, parrocchie in campo per le borse della spesa. E terminiamo con chiude la Franz Josef Stube, dopo lo sfratto ferroviario non mi resta che lasciare amaro addio della titolare della trattoria della stazione di Auresina, dedicato alla memoria dell'imperatore Francesco Giuseppe. Questo è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, è tutto per oggi per quanto riguarda il nostro tenervi compagnia, perché vi teniamo compagnia. Se avete la possibilità uscite, fate una passeggiatina, andate entro i 500 metri o comunque andate a fare la spesa, oppure vi fermate a comprare il giornale e approfondite questi temi che oggi sono presenti sui quotidiani. È tutto per oggi per quanto riguarda la nostra programmazione. Vi ricordiamo che siamo in diretta ogni giorno dalle 10 circa, per una mezz'oretta circa vi teniamo compagnia. Un saluto, state bene, restate a casa per quanto possibile. Per questo bisogna obbedire a fare certe cose, obbedire anche a noi stessi per la nostra salute, perché altrimenti non ce la caviamo più. Per cortesia, rimaniamo a casa e facciamo quello che dobbiamo fare. Non dobbiamo dar lavoro ai dottori. Grazie. Ciao.